Allora, bentornati al Presepista, siamo qui, ora non mi vedete, ma io ci sono, esisto. Tra poco uscirò a posizionare anche la telecamera un po' meglio perché vedo che è un po' spostata, però tranquilli che ci sono e tra poco inizierà anche la diretta, insomma. Intanto vi lascio qua con le immagini ferme sul presepe. Quello che vedete è la parte più esterna, Prato della Valle, quindi tra poco arrivo anch'io, non vi preoccupate, non perdete arrivo, tranquilli. 5 minuti e sarò anch'io dentro il presepe. Poi tra un po', verso le 18 e qualcosa circa, arriverà anche la Chiarastella, quindi poi vedremo. Non è sicuro l'orario della Chiarastella. Quello mio è sicuro, arrivo, tranquilli. Sono di nuovo io. Sono un po' inquietante, lo ammetto, non vedermi e sentirmi è inquietante, comunque sto arrivando. Allora, quello che vedete è, come vi stavo premettendo prima, la parte davanti della realizzazione del Prato della Valle, che è stata realizzata quest'anno. Tra poco gireremo la telecamera per far vedere anche il resto del Prato della Valle, perché insomma quello che vedete è solo l'ingresso dove c'è anche, vedo 2 bancarelle. Le vedo anch'io da distante perché io sono in una regia di fatto e non sono sul posto, non per ora. Però tranquilli, adesso arrivo.
5 minuti ancora, perché fa freddo. Stasera non si direbbe fa freddo, anche la telecamera ha problemi andare un po' in focus, vedo, perché vabbè che poi i cavi vanno in giro. Sì. Ok, il presepista inizia tra 5 minuti.
Eccoci, signori, pronti per la diretta. E sigla? Eccoci qua, allora adesso interviene il presepista e quindi siamo lì, ci vediamo. Perdonate, la regia è un po' impazzita. Allora, la sigla, no, non mi serve di nuovo la sigla, mi sento io. Allora, adesso arrivo anch'io, mi posiziono sulla mia bella postazione e mi vedrete tra qualche minuto perché è tempo di andare dalla nostra unità di ripresa fino alla telecamera. E buona visione, insomma, cosa volete che vi dica? Telecamera?
Abbiamo un po' di ritardo sulla trasmissione. Quello che vi sto inquadrando adesso è il Borgo Alto. Allora, vediamo se riesco a spostare un po' di più. In questo borgo ci sono una casa che è lì, ma non si vede bene, almeno da questa prospettiva. 2 palazzi, più un terzo palazzo lì, un laghetto e un paio di cose, più una casa. Questa è la seconda parte del Prato della Valle. Che non vedevate prima. E così si vede. Bello, eh?
Rieccoci qui, siamo tornati, siamo dentro di nuovo la regia mobile perché fuori fa un bel po' di freddo. Abbiamo sistemato la telecamera in modo che anche voi la poteste vedere e quindi adesso si vede un po' meglio, si vede meglio il prato da valle. Possiamo parlarne un po'? Sì, se volete, insomma. Per il tempo che ci ho impiegato a farlo, rispetto al tempo che avevo, diciamo che quest'anno è stato fatto un mezzo miracolo, perché avendo terminato il Tour Europa il 5 di novembre, era impensabile fare un presepe come gli altri anni, quindi un qualcosa di molto elaborato, ma bisognava pensare a qualcosa di più sbrigativo come questo che state osservando in questo momento. Ecco, diciamo che vedo che ho un pochetto storto, un po' di autocritica mi fa bene. La rappresentazione dovrebbe essere quella di Prato della Valle, voi lo vedete in maniera specchiata rispetto all'originale, perché l'originale sarebbe un attimo diverso, almeno da quello che vedo io. No, ok, la vedevo in anteprima, ok, lo vedete giusto? E allora, quindi adesso parliamo giusti. Sulla destra voi potete osservare, quello che vi avevo fatto vedere, è un piccolo monte dove ci sono 3 palazzi più una taverna e una casetta più a valle. Mentre sempre sulla destra ma in alto non si vede bene, c'è un complesso di 2 case realizzate oggi per perfezionamento del presepe, perché sennò era un po' libero da quel lato lì. Nella parte davanti ci sono alcune baracchette di vendita, ecco. Mentre nella parte centrale, ovvero il fulcro, è proprio la capanna che attualmente è abitata solo da un bue e da un asino, da nessun altro, perché vogliamo essere discretamente attaccati alla tradizione, quindi chi di dovere è dentro qua la regia e arriverà soltanto a tempo debito. Si vedrà comparire Maria Giuseppe sullo sfondo domani e per poi vederli entrare in città il 24 e poi ovviamente si piazzeranno dentro lì sulla sera, quindi insomma staremo abbastanza sulla tradizione quest'anno. Negli anni precedenti li avevamo già piazzati senza il bambino, ovviamente. Diciamo che questo può essere definito un po' un azzardo, perché ogni volta che ci muoviamo sul presepe dobbiamo tener conto di luci, di statue e di tutto quello che ci può ingombrare me, e si può rischiare ogni volta di fare un impatto con qualcosa e quindi è qualcosa di imprevedibile, ecco. Io spero sempre di non fare un impatto, anche perché schiacciando una sola luce mandate in corto tutto il cavo e togliere una luce su un presepe è qualcosa di utopistico. Se vogliamo cambiare tutto è impossibile. Ecco perché ci sono anche le luci sopra, c'è una luce abbagliante che adesso è spenta perché non c'è la nebbia. In caso di nebbia viene accesa una luce abbagliante perché quello è un presepe esterno e quindi ovviamente è soggetto a tutte le intemperie. Difatti anche le canalette, nonostante abbiano dell'acqua finta che vedete, quella vera potrebbe benissimo passare perché è canalizzabile. Che altro dirvi? Beh, tra poco dovrebbe arrivare la Chierastella, avevano un paio di vie questa sera, quindi presumo che arriveranno presto, lo spero, perché dopo un'altra diretta. E se avete domande potete farmele nel corso di questa diretta, io non sempre leggo, però spesso. Finché sono in regia sicuramente, quando mi vedete in esterna, no, ve lo dico, no, è impossibile, anche perché come vedete ho uno schermo ausiliario che ha la vostra stessa modalità di visione, quindi ha il ritardo dei 30 secondi, quindi è un po' più complicato, ma non mi comunque dà i messaggi. Ad ogni modo, adesso do un'occhiata, ma non vedo nessuno. Tra poco riuscirò in esterna, giusto per dare un'occhiata più da vicino al fatto che ci sia o meno la comitiva della Chierastella, perché poi appunto
Vedremo. E la live invece rimarrà fino alle 7 circa, 7 e mezza, momento nel quale partirò per fare un altro servizio per il telegiornale, quindi poi vi devo lasciare e quindi mi serve la regia mobile che se ne vada con tutte le telecamere. Attualmente ne stiamo utilizzando una e il freddo, perché c'è freddo, la sta addirittura un po' modulando, perché vedete che si vede un po' tutto sgranato, ecco, non è chiara la visione, però sempre meglio che niente, diciamolo. Dopo andrò a fare un po' di foto, le posteremo sul profilo Facebook, mentre domani continuano le live del Preseppista sul profilo YouTube e vi ricordo il 24 la grandissima maratona del Preseppista che vi porterà fino a vedere questo risultato finale. Lo so che sono un po' noiose, infatti come ho sempre detto sono solo per veri appassionati, perché se no lasciate perdere, aspettate piuttosto il programma, il Preseppista. Quando vedete L vuol dire che sono le live, quando vedete EP vuol dire che è un episodio e quello non è una live, è discretamente più fluente. Allora io vi lascio il presepe, va là, che ho parlato abbastanza. Ci vediamo più tardi.
Rieccoci. Allora, tra pochissimo cambieremo la disposizione della nostra telecamera, vi metterò su una visione un po' più in primo piano. Anche in vista del fatto che dovrebbe arrivare tra poco la Chirastella, quindi insomma saremo pronti per farlo. Ci vediamo tra poco, non vi spaventate se vedete la telecamera muoversi, sono io che appena arrivo e non è il terremoto. A dopo.
Grazie. Complimenti. Quanto ci hai messo a farlo? Circa un mese e mezzo. Ci credo, che bello, mamma mia. Penso sempre eseguista. No, è la serie che va in onda per quello. Ah no, non conosco mica. No, è una serie che va in onda basata su Presepi? sui presepi. Beh, è bellissimo, veramente. Grazie. Benedetto. Non riesco a posizionare la telecamera. Forse così. Franco, ma che cazzo ci fai? Fermo, fermo! Fermo qua, cattivo! Stai... Che cazzo ci fai qua, eh? Che cazzo ci fai? Ma sei impazzito? Ma che cazzo? Ecco, adesso ti devi ingruppare coi cavi. Ma dimetti. Ma sei impazzito? Ma te vuoi proprio farmi impazzire? Che ti rispedisco. Madonna santa. Ecco, adesso guarda, non ti hai mai fatto montare la telecamera che avvia. Guarda che roba. Niente, a cassura, ti mostrare niente.
in diretta purtroppo ha un paio di inconvenienti, ci sono stati, tra i quali il peggiore, cioè il cane che potesse entrare, anche se è blindato, io non ho ancora capito da dove sia passato, ha fatto un po' di strage, ma tranquilli. La chiarastella non si sente, non si vede ancora, quindi continuiamo ad aspettarla, speriamo bene. Nel frattempo noi siamo ancora qui a gelarci nella nostra regia mobile, a filmare, e tra poco invece partiremo circa per le 7:30, quindi alle 7:30 stoppiamo questa bellissima diretta. Se volete potete riguardarla oppure continuare a guardare le nostre dirette, anche domani ci siamo sempre.
Aspetta, guarda, piccolo cane. Aspetta un attimo. Non so che poteva dalla fuori. Io fuori. Vai lui.
Dice la máquina, mira, me la frega de la máquina. ¿Cómo un niño dentro? No, ahí me gusta.
È bellissimo. Ah, scusate, sono già le 8, sono stanco di Siamo della macchina. Macchina! Don Fabio! Ce n'è una anche dietro. Guarda questo, che bello sto presepe, guarda. Vediamo. Che bel presepe! Che bella che è la stella! Wow! Ma la stella anche qua. Solo bottiglia!
bene signori, per questa sera è tutto dal Presepista Live, dal nostro Presepe, è tutto, anche se la Chiarostella non si è fermata, inspiegabilmente non ho capito cosa sia andato storto, ma lasciamo perdere. Spero vi sia piaciuto il Presepe, anche gli spostamenti di telecamera un po' repentini, chiedo perdono, insomma, e spero comunque che l'abbiate apprezzato, che vi sia piaciuto. E vi invito a seguire tutta la serie e se volete potete passarlo a vedere. L'indirizzo dove si trova questo e gli altri presepi da me creati sono in descrizione. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo domani sempre qui sul Presepista, sempre su Fisherman Channel. Grazie per averci seguito.